La Regione del Veneto ha siglato un accordo con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Si tratta di stanziamenti nell'ambito del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per ridurre il rischio idrogeologico nel territorio veneto, che comportano uno stanziamento complessivo di 50 milioni di euro. Come ricorda l'assessore Bottaccin, 20 milioni sono stati assegnati alla provincia di Venezia, mentre ora sono stati stanziati quasi 14 milioni per la provincia di Rovigo, che saranno investiti in interventi finalizzati alla sicurezza del luogo, con opere di rinforzo e sistemazione del suolo. La priorità del Veneto e del presidente Zaia, ribadito l'assessore Bottaccin, è quella di scommettere sull'ambiente, soprattutto per quanto riguarda i rischi idrogeologici e per la protezione delle aree verdi e della biodiversità. Proteggere il territorio significa anche garantire maggiore sicurezza ai nostri cittadini. Gli interventi saranno coordinati dalla Regione e dalla stessa saranno seguiti. Previsti quindi lavori di sistemazione degli argini del Po e di canali in vari comuni in provincia di Rovigo. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.